out sinistro, ottimo il passaggio di Formigoni, cercare Zaccagnini che si inserisce, può provare il destro, lo fa! Ed è vantaggio per la Pisana, calcio a 8, il lancio a tagliare tutto il campo di Formigoni per Zaccagnini. Qui si lamenta per un tocco di mano di Formigoni non ravvisato dall'arbitro, il passaggio per Cesaro proprio perché è una sfida fra prima e seconda nel girone, il cross in mezzo di Scerrati e deve impegnarsi Salvati per evitare l'autogol di De Luca. Ripartiti con Leone che tenta la conclusione, pericolosa, deve impegnarsi Giorgi, supera la linea di metà campo, fronteggiato da due giocatori del Funus, diventano tre, allora decide di servire per Cesaro dal limite dell'area, il controllo, il destro al volo e che parata di Salvati. Calcio d'angolo per la Pisana, battuto ancora Cesaro dal limite del destro, questa volta non trattiene Salvati ed è 2-0 per la Pisana, calcio a 8 proprio allo scadere del primo tempo. Sulla linea del centrocampo Candido che cede per Leone, marcata Chessaro, Esposito che gli ruba la palla, non c'è fallo secondo l'arbitro, Esposito davanti al portiere, vediamo che fa, lo salta il destro e 3-0 della Pisana, calcio 8, super gol di Esposito che prima ruba il pallone, si imbola, salta Salvati e appoggia in rete. Che appoggia sulla destra, c'è un po' di spazio per Zaccagnini per offendere che si ferma però, alla fine mette il pallone in mezzo per Cesaro, sinistro al volo! E Salvati compie l'ennesimo intervento della sua partita. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Parte il capitano il sinistro e l'intervento di Giorgi che sbatte sul palo e palla in calcio d'angolo. Un paio di avversari e serve indietro per il suo capitano Cipolloni. Contrastato da Candido, ma arriva in questo momento il triplice fischio, 16ª vittoria in stagione per la Pisana che conclude la stagione a +7 rispetto al Funus che affronterà la Locanda Matteini ai playoff per poi vedere chi la spunterà per riaffrontare la Pisana e decidere chi sarà per il girone del Ciriaci la prossima Cenerentola della Serie A. Diciamo che questa sera un anticipo di quello che potrebbe essere insomma una finale, sempre se loro comunque passano il turno con la Locanda. Abbiamo fatto questa sera un'ottima partita, ho chiesto ai ragazzi solamente di giocare una partita anche se diciamo, non ci giocavamo niente, abbiamo chiesto di fare del tutto insomma, per portare a termine un buon risultato, ma a livello di risultato anche proprio il gioco mi è piaciuto e niente, comunque loro sappiamo che è una buona squadra e niente, se tutto va bene insomma ci vedremo in finale. Noi abbiamo spiegato tante energie inseguendo la Pisana che ha fatto una stagione secondo me strepitosa, quindi noi abbiamo dato tanto per stare attaccati e darci la possibilità di girare i playoff. Sappiamo che loro sono una bella squadra, anche il calendario ci hanno dimostrato che forse hanno qualcosa in più di noi, però noi secondo me se noi battiamo la Locanda in finale ce la possiamo girare tranquillamente, senza problemi.